che quest'anno abbiamo voluto dare al rapporto della Fondazione Nord-Est riguarda un progetto che si è avviato 2 anni fa e che rientra però in una più ampia strategia di Confindustria Veneto. SIAV è la società di servizi che in qualche modo supporta con la propria attività quelle che sono le politiche industriali della ricerca di Confindustria Veneto, e proprio SIAV ha da più di 20 anni istituito una sorta di osservatorio applicato sulle trasformazioni industriali delle aziende. Che cos'è che vogliamo capire? In qualche modo vogliamo capire come si stanno trasformando le nostre aziende, guardare soprattutto all'Europa, ai grandi trend di trasformazione, intercettarli attraverso dei progetti, lavorare con i migliori a livello europeo e da lì provare a portare queste prassi verso le policy e verso le nostre aziende. Questo sostanzialmente è quello che abbiamo fatto e ci ha portato a gestire centinaia di progetti europei, ad avere un ampio network di partner transnazionali, aver lavorato per nostra fortuna anche con le principali università europee, sicuramente del Triveneto europee. Ecco, questa iniziativa si colloca proprio qui dentro e riguarda in particolare uno dei grandi trend che assieme alla sostenibilità sta riguardando la trasformazione delle nostre aziende, cioè il tema del digitale. E perché ci teniamo tanto sostanzialmente a guardare quello che sta succedendo, a supportare le aziende? Ma perché stiamo vedendo una trasformazione molto veloce da parte di queste imprese e dobbiamo sempre partire da fare focalizzare qual è il punto di partenza. Noi davanti a noi abbiamo un tessuto imprenditoriale con un altissimo tasso di imprenditorialità, un imprenditore su 10 abitanti, quindi necessariamente abbiamo sostanzialmente imprese di piccole dimensioni. Ma l'altra cosa che deve essere ben chiara è il fatto che noi abbiamo sostanzialmente delle aziende B2B, quindi aziende che non parlano col consumatore finale, con il mercato finale. Quindi diciamo un po' tutta la trasformazione di queste imprese è avvenuta a partire in qualche modo dal cliente, spesso dal grande cliente che ha portato queste imprese verso l'internazionalizzazione, quella che viene chiamata la localizzazione in altri mercati e sicuramente anche tutta l'innovazione. Bene, questo che era il paradigma con cui si sono sviluppate le nostre imprese fino a una decina di anni fa non è più un paradigma sufficiente per essere competitivi in questo mercato, e quindi sostanzialmente le sfide per queste aziende sono aprirsi verso altre fonti di conoscenza. In realtà questo è un problema che abbiamo riscontrato noi, il paper che citavamo addirittura ha più di 10 anni, il paper che ha scritto proprio Gabriella Bettiol, ma in realtà è un problema anche europeo, perché l'Europa, pur producendo il 30% delle pubblicazioni scientifiche, non scarica a terra a sufficienza questa conoscenza. È proprio il programma Lab Fab Up dell'Unione Europea dice: cerchiamo di aumentare questa capacità di rendere concrete le trasformazioni. Ecco, allora, se da un lato stiamo vedendo che le strategie aziendali stanno proprio andando verso, diciamo, il reperimento di queste conoscenze al di fuori della supply chain, quindi sono B2B ma pensano al B2C, vanno a vedere il cliente finale e il loro diretto cliente, cercano di ampliare i rapporti con l'università, inseriscono nuove competenze, anche alte competenze, e non sempre è facile farlo, non sempre è facile adattare l'organizzazione. Dall'altra parte, se queste sono le strategie delle singole aziende, noi a livello di policy abbiamo molto cercato di spingere per facilitare questi processi di trasferimento di conoscenza verso le imprese. Ecco allora l'istituzione dei cluster regionali. Partecipiamo direttamente praticamente a tutti i cluster riconosciuti dalla Regione del Veneto, sono più di 20 e coinvolgono oltre 1500 aziende e 70 dipartimenti universitari. Siamo molto attivi nell'ambito del 4.0, sia supportando il neonato, vorrei dire, Competence Center SMAC, che dovrebbe proprio fare questo tipo di attività di facilitare la trasformazione digitale in un ecosistema 4.0, ma anche nell'ambito dell'European Digital Innovation Hub. È un bando europeo che candiderà alcuni centri o aggregazioni che potranno facilitare la transizione digitale delle imprese. Dentro a questa tematica qui abbiamo molto a cuore una serie di azioni di awareness di cui vi volevo velocemente parlare. Tra le azioni di awareness, che è diventata sostanzialmente forse un po' la nostra bandiera per quanto riguarda il 4.0, è quello che noi chiamiamo il progetto 100 luoghi di industria 4.0, in realtà sono sostanzialmente fabbriche vetrina. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato una rete di fabbriche di piccole e medie aziende che fossero disponibili a mostrare le applicazioni 4.0, quindi aprire le porte ad altre aziende, e su questa rete di 30 aziende che sono mappate nel nostro sito abbiamo sostanzialmente veicolato
un roadshow che ha avuto già 9 tappe e ha coinvolto circa 1 migliaio di partecipanti a questo tipo di iniziativa. Che cosa vogliamo ottenere facendo questo? Beh, da un lato quello che è un po' il segreto imprenditoriale di questo territorio, cioè l'effetto emulazione. Dall'altro vorremmo creare, ma stiamo vedendo che si sta creando, un network di imprenditori che possano in qualche modo connettersi, perché questo è il grande valore di questo progetto. Su questo progetto vi cito alcune veloci pillole che riguardano sostanzialmente quello che stiamo apprendendo dalle fabbriche vetrina che abbiamo mappato, e quindi mi piace raccontarvi velocemente assieme a Gabriella qualche caso. Il primo è quello di Sariv. Sariv è un'azienda, una piccola azienda che fa dei rivetti, ma attraverso sostanzialmente una fortissima azione di tracciabilità del prodotto è riuscita anche a saltare su un altro modello di business. In pratica la tracciabilità del prodotto e l'analisi dei dati ha consentito all'azienda di poter essere sostanzialmente candidarsi quale fornitore di grandi brand dell'automotive e cambiare anche il suo modello di business. Non è più l'azienda che vende i rivetti, ma è l'azienda che trova delle soluzioni per connettere delle parti di plastica in particolare relativamente alle aziende. Quindi questo fatto di aver investito così tanto su questa parte di digitalizzazione della tracciabilità del processo eccetera ha portato questa azienda a cambiare il proprio posizionamento. Un altro bellissimo caso è quello di Mesa, che è un'azienda che produce lavatrici industriali, anche questa una media azienda. Sostanzialmente l'azienda che produceva ferro, quindi produceva la lavatrice industriale, è passata a acquisire un'azienda che fa schede, quindi a rendere intelligente il proprio prodotto in un'ottica ovviamente IoT, da qui a raccogliere dei dati utili sostanzialmente a capire e a mantenere queste macchine che sono spesso installate in giro per il mondo, ma poi passo successivo a fare un altro passo logico, che era quello sostanzialmente di non vendere più la lavatrice, ma di cercare di vendere il processo di servitizzazione, cioè il fatto di vendere i lavaggi e non più la lavatrice. Ma nel fare questo ovviamente l'azienda ha dovuto effettuare un processo di forte managerializzazione, quindi questo è un caso anche di interessantissimo processo di managerializzazione, ma anche inserire delle nuove competenze tipo appunto quelle della sostenibilità, e loro adesso vogliono essere l'azienda che dice al mercato che usando i loro prodotti, le loro lavatrici, i tessuti che verranno lavati dalle loro lavatrici dureranno di più. Quindi ecco tutto il tema della sostenibilità. Un altro caso bellissimo che abbiamo visto nel nostro roadshow riguarda un'altra azienda, questa volta piccola azienda anche questa, ma stavolta nell'area di Sedico, di Belluno, che fa avvolgitori di pallet. Questa azienda, a parte che ecco, tutte queste aziende sono, e un po' tutto il nostro campione, sono accomunate dall'integrazione digitale dei processi, questa azienda qui è un'azienda che ha messo in atto, oltre appunto a questo processo digitale, abbiamo visto in produzione l'uso di Alexa, quindi delle cose che siamo forse abituati ad avere a casa, ma più difficile vederle in azienda. Ma la cosa interessante di questa azienda è appunto il processo di coinvolgimento del personale, quindi il fatto che è stato attuato nel fare il processo, la transizione verso 4.0, un fortissimo coinvolgimento del personale, e infatti citiamo proprio il titolo del volume che Davide Ceccarelli, la D di questa azienda, ha scritto: chi entra in azienda se ne accorge e ci sceglie. Quindi un meccanismo di ascoltare le persone, perché ricordiamoci sempre che i processi di digitalizzazione riguardano, impattano fortemente, fortissimamente sulle risorse umane, prima ancora che sulle tecnologie. Il quarto caso, che riguarda invece un'azienda della logistica, lo faccio raccontare a Gabriella che concluda il nostro intervento. Sì, perché la continuità della digitalizzazione dei processi ovviamente si sta connettendo con la grande traiettoria dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Dove lo stiamo vedendo? Lo stiamo vedendo per primis nella logistica, vedete qua, ma ancora una volta dobbiamo riferirci a un punto fermo che è avvenuto nel febbraio dell'anno scorso, quando sempre la Commissione europea ha emanato il libro bianco proprio sull'intelligenza artificiale. Nello stesso anno, a settembre, rimandando un po' la scadenza che era prevista prima di questo evento, ma purtroppo è stata ritardata, abbiamo visto un bellissimo evento, il forum coordinato da Strategy Innovation Group di Ca' Foscari, dove abbiamo visto appunto dei casi di continuità tra quello che è avvenuto nel 4.0, quindi sensoristica IoT,
verso l'intelligenza artificiale. Quello che abbiamo visto altri casi, ma quello che stiamo vedendo che cos'è? Che stanno partendo per prime le aziende che si connettono ancora con i grandi settori, i settori dell'automotive, della logistica. Per esempio adesso nella nuova RIR del turismo, molta della ricerca è concentrata sull'intelligenza artificiale e questo ci fa capire che l'intelligenza artificiale è già matura per seguire un grosso fenomeno come quello della mobilità. La blockchain, ecco, qui invece c'è qualche criticità in più, nel senso che anche qui abbiamo avuto le direttive da parte europea, una bellissima ricerca applicata del MISE, ancora partita nel febbraio 2019, sulla filiera del Made in Italy, per vedere di fare l'attrezzatura concatenata per la sostenibilità. Qui ci sono più interrogativi, perché la frammentazione delle aziende da un lato, ma anche la titubanza, la riluttanza ad aprire le banche dati a terzi e soprattutto i problemi ancora connessi alla cyber security stanno frenando questo. Le direttive europee ovviamente invitano a istituire i Digital Innovation Hub di nuova generazione proprio sull'intelligenza artificiale. In Veneto stiamo andando bene perché si è costituita una cordata di soggetti che non solo sa andare verso le strategie dettate dall'Europa, ma anche capacità gestionali, organizzative e gestionali per gestire i finanziamenti europei, e abbinando appunto gli aiuti europei con già le fabbriche vetrina, secondo noi si sta per andare verso una traiettoria che mette insieme realisticamente un network di cooperazione pubblico-privato e per andare ad accelerare appunto quello che è un processo assolutamente necessario di innovazione digitale avanzata e la creazione di un ecosistema di innovazione territoriale assolutamente necessario per rimanere competitivi.